Claudia Tosi, grazie di essere con noi, grazie di averci consegnato questa anteprima, questo film gentile davvero e che mette l'uomo al suo posto. C'è una frase di Victor Hugo, che dice che gli animali sono le nostre anime fatte davanti ai nostri occhi, e che trovo un'affermazione molto arrogante, nella quale, scritta da un grande letterato, questo film ci ha aiutato a dimostrare il contrario, che insomma il posto c'è per tutti. Come è andata sulla lavorazione di questo film? Sei partita con l'idea di raccontare il vostro sodalizio, di fare un film che parla del rapporto uomo-animale, qual è stata la partenza di questo progetto? Ma la partenza non è molto nobile. Ero in giro con un altro film sulla politica italiana. Dopo 10 anni di lavoro sulla politica italiana ero veramente stanca e continuamente mi chiedevano cosa avrei girato poi. Alla 10ª volta ho detto un film sul mio cane. Ma così, cioè l'ho proprio detto così. Un po' anche perché non avevo voglia di stare a fare un lavoro su degli esseri umani. Però in realtà era da molti anni che pensavo di fare un film sul rapporto con gli animali, soprattutto con il cane. Anche se in realtà mi era un po' difficile capire come l'avrei fatto. E poi però sì, lui si è ammalato e nel momento in cui si è ammalato davvero ho pensato che, non so, in qualche modo fosse il momento di fare quel lavoro che avevo in mente. E l'idea iniziale era quella di catturare l'emozione di avere un cane, che secondo me è un po' quell'emozione che si ha da bambini quando ci si alza la mattina di Natale. È sempre un po' Natale, quando insomma mi alzo, vedo lui, cioè, mi alleggerisce qualsiasi momento della giornata, situazione. E quindi era un po' l'idea che volevo, l'emozione che volevo catturare. Mi ero fatta un'idea, avevo scritto un trattamento, è saltato tutto. Una volta abbiamo dovuto interrompere le riprese perché lui si era fatto male, un'altra volta ha avuto un tumore, un'altra volta ancora la ricomparsa del tumore. Quindi diciamo che la storia è cambiata moltissimo, anche se ho cercato di mantenere questo, come dire, questa idea, no? di raccontare questa emozione. Però sì, diciamo, molte cose sono andate storte. Per fortuna Elena, la mia produttrice, non si è mai scoraggiata ed è rimasta a supportare il film dall'inizio alla fine, nonostante quello che stava cambiando. E per cui sì, insomma, alla fine il racconto che ne è uscito è questo, un film piccolo che ha a che vedere con noi due, con le cose che ho scoperto durante il percorso e le gioie, insomma, che si provano quando si ha una creatura così in casa. Abbiamo una domanda anche per te. Come è andata con la lavorazione di questo film? Quanto sei stato messo alla prova? Quante volte hai visto il film? Ti ha seguito in questo progetto, anche in tutto questo altalenare, no? Di blocchi, ripartenze? Sì, lui è stato in montaggio per tutto il tempo. Marco lo sa. Per lui è stato molto complicato sentirsi chiamare o sgridare, anche quando non stava facendo assolutamente nulla, tipo stava dormendo. Quindi, insomma, diciamo che lui ecco, quella forse è la parte che ha subito di più. Dopo le riprese in montagna lui non se ne voleva andare dallo scialle che avevamo affittato, proprio cioè noi avevamo preparato la macchina, gli ho detto vabbè voi andate, io sto qua. E invece il montaggio l'ha un pochino patito, però Marco è stato di una gentilezza unica, il montatore, e abbiamo montato in casa, quindi lui non è mai rimasto da solo, insomma, è rimasto con noi. Chiaramente c'è la sofferenza di dover stare lì inchiodati a delle persone che lavorano e non stare in giro a scorazzare con gli altri amici. Non mi va giù questa cosa che rispondi tu al posto suo, perché io volevo sapere la versione, perché ero lì e ho visto a un certo punto, soprattutto le scene di nuoto, che ha cominciato un po' a dire, perché quella cosa lì secondo me, insomma, l'acqua, insomma... vabbè, qua si diceva che era un film della parte degli animali, no? Claudia, siamo molto contenti di questo film perché riposiziona anche noi come esseri umani, no? In generale, anche nei confronti della vita, delle priorità, allarga il cerchio dei nostri affetti familiari. Che cammino pensi per questo film? A chi pensi che parlerà? L'hai allargato nel tempo anche, insomma, è un film che non parla di te e il tuo cane. Sì, però mi rendo conto che è un film che parla di più alle persone che hanno cani, secondo me. E anche se vorrebbe essere un film che parla a tutti, però insomma il film tutto sommato è un'opera aperta, cioè dobbiamo metterci delle cose per tirare fuori delle cose, e secondo me questo è un film che parla un po' di più alle persone che sanno cosa significa
avere un'emozione di questo tipo. Ripeto, non vuol dire che sia un film solo per i cagnari, no? Come me. Io vorrei che fosse un film per tutti. Mi piacerebbe molto che fosse un film che potesse funzionare con i ragazzi. Certo, stavo per dirti. Ho voglia di incontrare le audience dei ragazzi più giovani, che sono sempre molto curiosi e forse noi li sottovalutiamo un pochino. Però quello è un audience con cui mi piacerebbe tantissimo misurarmi, sinceramente. Bene, noi siamo pronti, anche la nostra tradizione è quella, abbiamo fatto questa anteprima e siamo ovviamente pronti per aiutare il film nella sua vita anche futura. E ci auguriamo ovviamente che Bo faccia tanta strada ancora, in acqua, in macchina con te, negli alberghi di Pordenone che lo ospitano, in sala, insomma, io ci continuerò a provare, vedrai che insomma è un po' prima o poi stanco. No, lui ha sofferto un po' durante la proiezione, a parte che ha lasciato una quantità di pelo, però ha sofferto perché questo non devi dirlo nel microfono perché poi continuamente c'era un andiamo, ecco, sull'andiamo, lui poi è un soldatino, ha fatto 2 anni di protezione civile, quindi lui i comandi li conosce benissimo, li esegue benissimo, quindi ha sentito una marea di comandi, però io ero seduta accanto a lui, quindi diceva questa è impazzita, c'è qualcosa di strano, ma poi perché dobbiamo andare, poi per far cosa? Quindi insomma è stata una visione complicata per lui. Il film ha, come dicevo prima, una gentilezza rara e è anche la ragione per cui siamo pronti a lavorare con questo film per accompagnarlo, perché i film gentili sono oggi una rarità. E di questo ti ringrazio. Grazie. Se avete qualche domanda, qualche parere, è il momento. Allora, grazie Claudia. Io volevo chiederti una cosa. Abbiamo visto alcuni dog trainer nel film, ma a me è piaciuto il loro aspetto di human trainer. Certe volte sembra che debbano allenare e insegnare qualcosa più a te che a lui. E volevo chiederti, tu cosa hai imparato non rispetto a come ci si relaziona ai cani, ma rispetto a come ci si relaziona agli umani, perché ho avuto l'impressione che per te fosse anche un percorso per capire qualcosa di come anche tu ti relazionavi solo anche con le persone, non solo con Bo. Grazie Sergio. Allora, diciamo che ho imparato molto da loro. Allora, mettiamola così, il mio rapporto con i dog trainer era un pochino complicato, ok? Allora, da un lato mi hanno molto aiutato a capire lui, perché è stata davvero la prima volta in cui ho capito che razza di testa dura ha questo cane qua. Dall'altra però un pochino discutevo questo loro approccio un pochino, diciamo, adesso non vorrei dire dominante, però questo approccio profondamente umano per cui i cani un po' si devono adattare a noi, anche se in realtà cercavano di farmi capire com'era lui. Quindi quando mi confrontavo con loro, cioè un po' mi sembrava di cogliere questa ambivalenza che anche tutti noi abbiamo, no? Vogliamo essere gentili con i nostri animali, però poi alla fine vogliamo anche che loro facciano esattamente quello che vogliamo noi, cioè che si adattino perfettamente ai nostri tempi, ai nostri orari, ai luoghi che frequentiamo. Quindi diciamo che li ho vissuti un po' come uno specchio. In questi incontri che ho fatto con loro ho visto tutta la mia inadeguatezza. Cioè, Bo ha sicuramente bisogno di avere accanto qualcuno che è un po' più preparato, un po' più sensibile, un po' più capace di comprendere anche il suo linguaggio, i suoi desideri, no? E dall'altra però, insomma, voglio dire, non siamo perfetti, quindi si può sbagliare. Mi sono un po' accontentata, diciamo, del mio desiderio di voler imparare, ok? E soprattutto tanta umiltà, cioè proprio alla fine ti rendi conto che non sai quasi niente del resto del mondo. Sappiamo un po' di cose di noi, ma il resto del mondo proprio è come se non esistesse, fosse qualcosa che è sempre a nostra disposizione. Quindi sì, sono stati un po' uno specchio per me loro. Io vorrei ringraziarvi, Mr. Bo e Claudia. Io ero profondamente emozionata mentre stavo guardando il film. Ho una cagnolina a casa, si chiama Stella. Oltre che bellissima fuori, è bellissima anche dentro, e senza la sua esistenza non so cosa avrei fatto, veramente. E ho avuto degli ottimi spunti guardando il film, perché mi ha dato il permesso anche di poter approfondire ulteriormente il rapporto con Stella. Grazie.
La ringrazio io. Io però non voglio insegnare niente a nessuno. Io vorrei che voi qua imparaste solo quanto sono inadeguata io, quanto poco sapevo. Ha ragione quel coach della relazione quando a un certo punto mi chiede: ma scusa, dopo 11 anni ancora non hai capito sto cane? Sì, io dopo 11 anni ancora certe cose non le avevo capite. Soprattutto non avevo capito che lui non ha nessuna voglia di essere trattato come un pupazzo, mentre invece per me quel modo di spupazzarmelo era qualcosa di molto bello e gratificante per lui. Lui invece no. E adesso dal film in poi lui è davvero Mr. Bo anche nel privato, cioè occupo un pochino meno la sua cuccia, non mi ci corico più sopra, non faccio più quelle cose per cui lui insomma magari si possa sentire un pochino sopraffatto. Lo accontento un po' di più, perché comunque è un anziano e per gli anziani è il tutto subito, e quindi lo accontento un po' di più. Non si dovrebbe fare coi cani, ma io lo faccio perché mi sembra che lui si faccia capire talmente bene che io ho deciso che lo voglio premiare. E un'etologa mi ha detto: ma perché no? Se me lo dice un'etologa allora io mi sento autorizzata. I tempi del festival sono sempre un po' stretti, dico una cosa pratica per dopo, alle 21 c'è un film sold out completamente, per cui chi ha il biglietto vi prego di essere in tempo. Voglio salutare con grande affetto Claudia Tosi e Mr. Bo. Bo ha fatto una grande prova attoriale, come i veri attori non ha mentito, ha fatto semplicemente se stesso, ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ci ha fatto capire qual è il nostro posto nel mondo. Quindi grazie a Bo e a Claudia. Grazie a te. Grazie a tutti, sul serio, grazie.